Accertato grande traffico di cocaina e hashish nel Veneto alimentato dalle cosche calabresi, in carcere 13 malviventi tra cui 5 veneti. Mobilitazione nazionale delle piccole e medie imprese, nel 2012 scomparsa un'azienda al minuto e 3 al giorno nel veneziano. Grande adunata degli ex allievi dell'Istituto Salesiano a Storia Mogliano per festeggiare i 130 anni di vita. C'era anche il maggior rettore. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. Smantellata un'organizzazione di veneti e calabresi, una delle più importanti nella regione, che gestiva il traffico e lo spaccio di cocaina e hashish nel Veneto. L'indagine è dei carabinieri della ROS ed è durata 3 anni. Ha portato al sequestro di oltre 1 tonnellata di hashish e all'arresto di 13 persone che si muoveva dal Marocco alla Spagna, alla Francia, fino al Lombardo-Veneto. Di nuovo la presenza dell''ndrangheta nel Veneto. Dopo l'usura e i tentacoli delle mafie del sud, questa volta hanno lambito il mercato della droga, cocaina e hashish soprattutto. In carcere sono finite 13 persone, di cui 5 veneziani, tutti con precedenti specifici. L'operazione Zefiro, condotta dai carabinieri del ROS e coordinata dalla Procura distrettuale di Venezia, ha portato alla luce un sodalizio criminale tra una banda di veneti e una di calabresi. Non c'era sudditanza, entrambi i gruppi erano feroci e determinati. Il rapporto era gestito alla pari, tanto che il capo dei veneziani, uno dei fratelli Biancato di Camponogara, morto nei mesi scorsi, durante uno degli scambi di sostanze stupefacenti nel luglio del 2010, rimanda indietro arrabbiato una partita di 400 kg di hashish perché ritenuta di pessima qualità. L'organizzazione importava dal Marocco, tramite la Spagna e la Francia, la droga che giungeva a Milano e da lì veniva distribuita nel Veneto e nel Bresciano. I veneti sono Prosdocimo Biancato, di 54 anni, Claudio Bozzola di Mestre, di 58 anni, Giuseppe Gobbino, di 51 anni, di Mirano, Luca Livieri, di 51 anni, di Mira, e Stefano Rampon, di 50 anni, di Mirano. L'anello di congiunzione tra l''ndrangheta e i veneti era Vincenzo Sorace, calabrese, ma residente a Silea, nella Marca. Aveva contatti con un altro conterraneo, Salvatore La Rosa, il quale riforniva tramite un palermitano, Mauro Dall'Olio, anche componenti di Cosa Nostra attivi in Lombardia e appartenenti alla famiglia Fidanzati. Disponevano di motoscaffi offshore capaci di raggiungere una velocità di 60 nodi, 100 km orari, in grado di seminare sul Mediterraneo anche le motovedette delle forze dell'ordine. Questa è la seconda inchiesta nel veneziano coordinata dal procuratore capo di Venezia Luigi Del Pino, in cui emergono infiltrazioni mafiose dell''ndrangheta nella provincia di Venezia. E ancora una volta emerge che le mafie nel Veneto fanno affari ma non controllano il territorio. Per quanto attiene l'attività condotta a termine questa mattina, possiamo dire che sicuramente ha confermato il ruolo appunto assunto dall''ndrangheta nel panorama del narcotraffico, assunto anche grazie a dei referenti stabili operanti nei paesi produttori e di transito dello stupefacente. Nella fattispecie, per quanto attiene il Veneto, non c'è nulla, perlomeno nell'indagine odierna, che confermi il radicamento con strutture anche organizzative che ripetono quelle della regione di origine, come invece è stato accertato da indagini recenti in altre regioni dell'Italia settentrionale. L'indagine è frutto della collaborazione con la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga della Polizia di Stato, con la Guardia di Finanza e con l'Interpol. Una sinergia tra polizie che si sta nel tempo sempre più affinando. Se si riuscirà un giorno ad avere una forza di polizia internazionale fatta proprio dalle forze dei vari paesi, probabilmente si riuscirà, non dico a sconfiggere definitivamente, che sarebbe utopia, ma quantomeno a tenere sotto controllo certe forme di delinquenza che a livello internazionale sono particolarmente pericolose. L'organizzazione sgominata ricopriva un ruolo di spicco nel Veneto sia nel traffico che nello spaccio, anche se il volume d'affari più importante esisteva in Lombardia. Eppure l'indagine, durata 3 anni, è partita da una caserma del Comando Provinciale di Venezia, ossia dal territorio. Grandi indagini complicate che richiedono uomini, contatti a livello internazionale con le altre forze di polizia, banalmente può partire da spunti investigativi che partono dal territorio. In realtà è solo la testimonianza di come
qualsiasi investigazione di polizia giudiziaria possa essere lo sviluppo di piccole notizie che vengono prese magari anche dalla semplice stazione in un posto remoto del territorio italiano. E ora l'economia, mobilitazione nazionale delle piccole e medie imprese. Oggi in tutta Italia e anche a Mestre l'emorragia di imprese nel veneziano ha toccato numeri senza precedenti. Artigiani e commercianti disperati chiedono un'inversione di tendenza ai futuri parlamentari. Sono più di 1000 le imprese del commercio, dell'artigianato e del terziario che la provincia di Venezia ha perso nel 2012. Un fenomeno che ha portato il tasso di disoccupazione al 5,4%, uno dei più alti nel Veneto. È uno dei dati più inquietanti inoltre a livello nazionale, anche se nel paese complessivamente negli ultimi 12 mesi è stata chiusa una serranda al ritmo di una al minuto. Un bilancio che ha scatenato la rabbia delle categorie e dato vita alla giornata di mobilitazione nazionale. Oggi in Viale Ancona, a Mestre, collegati in videoconferenza con l'assemblea tenuta a Roma nella sede della Confcommercio, c'erano tutti i rappresentanti di Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, CNA e Casar Artigiani. Chiediamo solamente che a priori ad ogni impresa non bisogna imporre dei costi che devono essere imposti solo in funzione del reddito prodotto e non a prescindere. Oggi chi nasce già con dei costi eccessivi e chi è già in funzione si trova ad avere per le sue magari anche capacità di investimento a dover assolutamente rinunciare a progettare un futuro, perché oggi a fare impresa costa di più di quello che si può in qualche modo avere la certezza di produrre. Sono 3 le condizioni chieste dalle piccole e medie imprese per ripartire: investimenti produttivi, meno burocrazia e il pagamento dei crediti verso lo Stato. La solita storia, ma che sembra che proprio non entri in testa. La burocrazia non può essere la stessa di un'azienda con 50.000 dipendenti e una che ne ha 2. Non può essere la stessa cosa. Quindi necessariamente pratiche più snelle per le piccole imprese. Certo, e poi il credito e i pagamenti secondo i tempi previsti. Nel mirino c'è soprattutto la burocrazia, 120 adempimenti fiscali e amministrativi all'anno, uno ogni 3 giorni. Ma ci sono anche settori trainanti che vanno bene e che, se aiutati, potrebbero fare da volano per le attività economiche. Abbiamo i settori trainanti che vanno ancora molto bene, anche il turismo in questo momento è uno dei pochi settori che stanno progressivamente aumentando la capacità produttiva e non riusciamo a farlo, ad aiutarlo, quindi chiediamo un grosso aiuto a 360 gradi in tutti i settori, importantissimo per il 2013. Alla giornata di mobilitazione veneziana che si è svolta oggi a Mestre in via Ancona erano presenti anche alcuni candidati veneziani alle politiche come Andrea Causin per la lista Monti, Michele Mognato e Pierpaolo Baretta per il PD, Roberto Pea per il movimento Fermare il Declino. Abbiamo raccolto da ognuno la loro ricetta per uscire dalla crisi. Ridurre il costo della pubblica amministrazione in modo drastico attraverso delle riforme radicali e poi progressivamente ridurre anche l'imposizione fiscale, magari semplificando molte delle norme che oggi sono un ostacolo per l'attività d'impresa. Una cosa che Monti finora non aveva fatto però. Ma Monti finora non aveva detto probabilmente con chiarezza qual era la situazione reale del Paese che aveva ereditato dai precedenti governi. La proposta del PD è lavorare certamente per far quadrare i conti. Non possiamo sballare come hanno fatto negli 8 anni il centrodestra di governo, dobbiamo quindi una politica di rigore, ma allo stesso tempo dobbiamo mettere in campo delle politiche per far crescere e quindi ci vogliono investimenti, bisogna che i comuni che hanno i conti a posto possano spendere e quindi fare opere pubbliche e così si fanno lavorare artigiani, così si crea lavoro e così magari c'è qualche consumo in più anche per i commercianti. Noi nella legge di stabilità ultima, proprio cambiando le decisioni del governo, abbiamo introdotto una riduzione dell'IRAP per le imprese ed è la strada da praticare. La riduzione delle tasse sul lavoro impresa è la prima scelta da compiere perché va direttamente ad aiutare la produzione. La nostra prima iniziativa che faremo se andremo al Parlamento sarà appunto quello di rinnovare la legge elettorale. Attraverso cosa? Attraverso 2 semplici modifiche. La prima è che dobbiamo limitare il mandato elettorale ai parlamentari a non più di 2 legislature. In secondo luogo dare la possibilità ai cittadini italiani nuovamente di scegliere le persone che andranno al Parlamento.
Collegamenti tra Mestre e Venezia oggi in tilt, bus e vaporetti, disagi in centro storico a Mestre per lo sciopero di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di Base, USB, tra i lavoratori della CTV contro i tagli a servizi e personale. Le fasce orarie di servizio sono state garantite dalle 6 alle 9, dalle 16:30 alle 19:30, ma i disagi per pendolari e turisti non sono mancati. I primi dati disponibili riguardano i servizi dei bus a Mestre e provincia. Secondo il sindacato USB, questa mattina erano in servizio solo 4 autisti per il trasporto extraurbano e 17 per l'urbano. Lo sciopero poi riguarda anche le biglietterie vela. In mattinata c'è stata anche qualche difficoltà sulle strade per la neve. E ora il quartiere di Via Piave, c'è stata una protesta, di nuovo la rivolta, perché nonostante l'azione delle forze di polizia che ha portato allo smantellamento di alcune attività illecite, ancora Via Piave non risorge, non riprende. Continua la rivolta in Via Piave. I residenti della zona tornano ad alzare la voce, raccogliendo 1.100 firme di protesta per combattere il degrado. Se una ridotta parte di cittadini si considera soddisfatta per i recenti successi delle operazioni svolte dalle forze dell'ordine, la maggioranza chiede all'amministrazione comunale un maggiore impegno per bonificare la via. Il quartiere dunque è spaccato in due. A fronte delle chiusure preventive di numerose attività, la petizione degli abitanti scontenti punta il dito contro spaccio e prostituzione, che di recente si sono riversati nei vicoli compresi tra Via Piave, Via Dante e il Teatro Momo. La mobilitazione punta anche a ripopolare la strada, molte le proposte dei commercianti, dall'arrivo del mercato rionale all'istituzione di presidi di controllo fino alla sistemazione delle aree ricreative. La campagna antidegrado per risanare Via Piave non si arresta. I provvedimenti annunciati dal Comune non devono rimanere parole ma tramutarsi in fatti. E ora le notizie dall'area metropolitana, Margherita Beato. Nuovo regolamento comunale per la tutela degli animali a Cavarzere. Gli articoli sono una ventina. Tra questi è fatto divieto tenere i cani permanentemente a catena e usare collari a strangolo. Inoltre, per i cani di grossa taglia è obbligatoria l'assicurazione contro eventuali danni a terzi. Le multe variano dai 25 ai 500 euro. Altro che crisi, nel Coneglianese il Viagra va a gonfie vele, con centinaia di scatole vendute ogni mese e un giro d'affari di oltre 100.000 euro all'anno. Si prevede un'ulteriore impennata a partire da giugno, quando scadrà il brevetto e il Viagra diventerà così un farmaco generico, dal prezzo decisamente più abbordabile. Cala il numero dei turisti stranieri a Padova città e provincia. In compenso quelli che arrivano spendono di più. Nei primi 9 mesi del 2012 i guadagni sono cresciuti di ben 41 milioni, ovvero del 14,6%, a fronte di una diminuzione dell'1,1% nelle presenze. Dal canto loro i padovani viaggiano sempre meno all'estero, meno 10,8%. Tutta Mogliano ha festeggiato il 130° anniversario della Stori. Per l'occasione il noto collegio salesiano ha ospitato autorità non solo religiose ma anche civili, tantissimi allievi ed ex allievi. L'istituto è molto radicato in tutto il territorio. 130 anni dalla parte dei giovani, il Collegio Salesiano Astori di Mogliano è uno dei punti di riferimento più importanti per l'educazione e la formazione di bambini e adolescenti, il tutto nello spirito di amore e fiducia iniziato da Don Bosco. E proprio uno dei suoi successori, Don Pasqual Chavez, rettore maggiore dei Salesiani, è intervenuto alle celebrazioni ufficiali, iniziate con la messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e proseguite poi nella sede dell'istituto, fondato nel 1880, eppure per niente invecchiato. La vedo molto ammodernata. Per quale motivo? Prima di tutto nella capacità di accoglienza, cioè le opere educative veramente rendono quanto devono fare quando diventano un focolare, un luogo dove i ragazzi tutti quanti convengono per diversi motivi, genitori, educatori, insegnanti, si trovano proprio a loro agio. Per questa capacità di una chiarezza di proposta educativa,
e non di meno la trasformazione anche delle strutture per renderle anche dal punto di vista edilizio non soltanto più ben equipate ma anche più moderne e più corrispondenti ai bisogni di oggi. La missione educativa svolta dai salesiani è socialmente riconosciuta. A ribadirlo la presenza di autorità civili come il sindaco di Mogliano e il presidente della provincia di Treviso. È un'organizzazione importante per quanto riguarda la formazione e la cultura di giovani e con grande anche onore, d'accordo con Don Maurizio, giovedì prossimo saranno nella sede della provincia dove faremo un colloquio, un confronto con 450 ragazzi per cercare di trasmettere positività, di credere in se stessi e soprattutto cercare di dare quei valori importanti di vita che rappresentano poi il futuro anche nel mondo del lavoro. Un momento di gioia e di festa per tutti i moglianesi, per i tanti moglianesi che sono cresciuti grazie all'educazione salesiana. Come sono diventati? Beh, evidentemente dei buoni cristiani e degli onesti cittadini, e questa è una ricchezza che porta alla nostra comunità sicuramente molta solidarietà. Tra le varie iniziative anche una mostra che ripercorre i momenti salienti nella storia dell'istituto, una scuola dal volto sorridente che conta oggi circa 1000 studenti dalle elementari alle superiori, una scuola dove si studia, si suona, si gioca e si fa sport. Per questo continua ad attirare tantissimi giovani. Io lavoro con i ragazzi ormai da molti anni, per non dire moltissimi. Ho scoperto una cosa, l'ho scoperta, mi hanno insegnato i salesiani a scoprirla, che basta voler bene ai ragazzi, da loro si riesce ad ottenere molto. Ecco, quello che noi cerchiamo di mettere in pratica è proprio questo, l'amore verso i giovani e trovando è la strada giusta per poter giungere al loro cuore. E anche il ragazzo più difficile alla fine ti dà una risposta. Io ho scoperto questa comunità salesiana l'anno scorso quando sono entrato in questa scuola e prima di questo ingresso non sapevo dell'esistenza dei salesiani, non sapevo niente di Don Bosco. Poi con il passare del tempo ho iniziato a conoscerlo, a conoscere questa comunità e ad apprezzarla. È un bel ambiente, siamo una grande famiglia, si studia, si gioca, tutto bene. La mia esperienza qui è molto bella, sono qua da 5 anni, mi sento pienamente accolto e mi trovo molto bene. Sono il primo messicano nella storia e credo che è una scuola troppo buona e tantissimo diversa dalle scuole che abbiamo in America. E ora il meteo, oggi c'è stata anche qualche nevicata, neve mista ad acqua a Mestre, nevicate invece sono state segnalate nelle prealpi occidentali e nel Bellunese con qualche sortita anche in pianura. E ora sentiamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi 4 giorni. Da martedì alta pressione, dunque il tempo sarà stabile e parzialmente soleggiato, nebbia permettendo. Martedì 29 gennaio, poco nuvoloso con foschie nelle ore più fredde, minime in abbassamento sotto lo 0, con estese gelate notturne, massime in lieve ripresa, mare quasi calmo. Mercoledì 30 gennaio, parzialmente nuvoloso con nebbia in dissolvimento, valori termici in lieve salita, mare calmo o poco mosso. Giovedì 31 gennaio, poco nuvoloso con nebbie nelle ore notturne, minime e massime ancora in aumento comprese fra 3 e 8 gradi. Venerdì 1 febbraio, parzialmente nuvoloso con locali nebbie e foschie, massime in lieve diminuzione, minime sempre sopra lo 0. La marea di martedì 29 gennaio è sostenuta, la massima a mezzanotte 80 cm, la minima alle 5:50 20 cm. Bene, con questo era tutto, grazie per averci seguiti, grazie per averci scelti, aspettiamo sempre i vostri video per le nostre controcopertine, buon proseguimento, buona serata.